Seppur una giornata oggiosa, quello che conta sono stati 3 giorni intensi dove la gente ha potuto degustare e conoscere bene i prodotti del territorio a chilometro zero, così no? Sì, sì, esatto, siamo molto contenti perché abbiamo avuto parecchia partecipazione nonostante il tempo e anche parecchi espositori che nonostante sia stata un'annata l'anno scorso non molto fruttuosa, hanno partecipato numerosi a questo evento. Possiamo dire una possibilità insomma di far conoscere non solo il territorio ma quello che è il prodotto finale, no? Per degustare attraverso il palato, si dice, si conosce meglio, è così. Eh sì, esatto, perché attraverso il palato si può capire le sensazioni, le peculiarità e le qualità di un prodotto, ma non solo dell'olio, perché comunque anche abbiamo una cucina ben fornita con i piatti tipici regionali e quindi abbiamo un po' rappresentato tutto il territorio regionale e se non altro anche alla inaugurazione, al convegno del venerdì sera, abbiamo fatto un bel connubio dove si rappresentano le peculiarità e le capacità del territorio perché abbiamo abbinato le sedie, un'azienda produttrice di sedie del territorio, con un vino di un'azienda agricola locale e il nostro olio e quindi abbiamo fatto un convegno con questo connubio dedicato alle caratteristiche e all'annata venatoria dell'olio Insomma, come si dice venatorio. dalle nostre parti, Culvueli e Cuswirz non dovreste sin da uno. Esatto, il Vueling viene usato dappertutto.